Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Due passeggeri arrestati e 28 irregolari fermati a bordo di furgoni noleggiati all'estero, dove erano ospitati in condizioni igieniche gravemente compromesse, è l'esito di due distinte indagini della Guardia di Finanza di Gorizia. Nella prima operazione i finanzieri, nell'ambito di una normale controllo doganale e valutario, hanno fermato un minivan con targa polacca guidato da un ucraino. Nel veicolo viaggiavano 9 tra bengalesi e pakistani legalmente presenti sul territorio dell'Unione Europea. Nella seconda operazione hanno intercettato invece un mezzo guidato da un bulgaro e noleggiato in Slovenia, al cui interno c'erano 19 pakistani che hanno raccontato di aver attraversato il Medio Oriente nell'arco di un viaggio durato oltre un mese, transitando poi dalla Turchia per intraprendere la rotta balcanica e giungere in Italia attraverso la Slovenia, nascosti all'interno di numerosi veicoli. I due passeggeri sono stati trasferiti in carcere a Gorizia, mentre per i 15 dei 28 migranti, dopo l'identificazione e screening sanitario, sono emerse le condizioni per la riammissione in Slovenia attraverso il valico di Fernetti, in base all'accordo tra Roma e Lubiana. Una buona notizia: l'ondata di maltempo prevista si è consumata anche in Friuli, ma con meno intensità rispetto alle previsioni annunciate. Pioggia e vento sulla costa e pianura, neve in montagna. Temperature in calo, ma tipiche del periodo autunnale. I fari erano puntati in particolare sulla costa per le possibili mareggiate e acqua alta. Per fortuna, in tutti e due i casi, i fenomeni sono stati limitati senza recare danni. Alle 9 Lignano ha tirato un sospiro di sollievo. Il mare agitato, assieme al vento, hanno sferzato e scaricato la loro forza sulla battigia, ma senza rosicchiare metri cubi di spiaggia, come ha comunicato la locale Protezione Civile. Alle 10 la marea ha raggiunto il centro storico di Grado, ma le acque non hanno invaso le strade e le vie, rimanendo nella norma. Nel corso della giornata l'ondata di maltempo si sta attenuando. Nessun intervento di rilievo è stato segnalato, mentre i principali corsi d'acqua sono tutti sotto il regime di piena. È stata prorogata al 20 ottobre prossimo l'ordinanza dell'ex caserma Cavarzerani, allo scopo di contrastare il diffondersi del coronavirus e alla luce della comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'esito positivo di 32 tamponi eseguiti in data 7-8 ottobre scorsi sugli ospiti dell'ex struttura militare, il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha prorogato il 20 ottobre il divieto di ingresso e uscita dalla struttura. Entro tale data verranno nuovamente effettuati i tamponi. I carabinieri della stazione di Tolmezzo, a conclusione di un'articolata e complicata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla locale procura presso il Tribunale di Udine 4 persone, si tratta di 3 italiani e uno straniero, dediti a truffe agli anziani. Le indagini sono scaturite da una denuncia per truffa sporta da una novantenne che nel mese di novembre 2019 era stata contattata telefonicamente sull'utenza di casa da 2 ignoti qualificatisi come avvocato, uno, e maresciallo dell'arma, l'altro.
I due hanno raggirato la signora facendole credere che il figlio era stato coinvolto in un sinistro stradale e bisognava pagare una cauzione di circa 10.000 euro per poterlo rilasciare. Dopo essersi accordati sull'importo da versare, attesa l'indisponibilità della signora della somma richiesta, si presentava a casa un terzo soggetto incaricato del ritiro del contante per un importo complessivo di 1.500 euro. L'attività svolta ha permesso di appurare che il gruppo agiva sempre con lo stesso modus operandi, ricercando numeri di telefono intestati a persone anziane che, atteso il tipo di numerazione, risultavano utenze ormai vecchie. Questi numeri permettono di mantenere la linea collegata anche se uno dei due interlocutori riaggancia il telefono. In questa maniera i truffatori avevano contattato le ignare vittime, mantenevano la linea aperta in modo tale che se la vittima successivamente tentava di contattare il parente o avvisare il 112 rispondevano nuovamente loro, rendendo ancora più convincente quanto falsamente rappresentavano nel primo colloquio. Carpita quindi la buona fede della vittima, un terzo soggetto si presentava a casa e senza alcuna ulteriore spiegazione ritirava il contante allontanandosi subito dopo. L'attività investigativa è stata resa ancora più difficile dal fatto che il gruppo utilizzava utenze cellulari che cambiava in continuazione, intestate, grazie alla connivenza del gestore di un negozio di telefonia a persone inesistenti o ignare. In base agli elementi raccolti, i 4 sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine per il reato di truffa in concorso, sostituzione di persona e usurpazione di titoli. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì,